Buon pomeriggio e benvenuti al nostro spazio di approfondimento. Siamo in compagnia del comandante della Polizia Locale di Trieste, Walter Milocchi. Buon pomeriggio e ben arrivato. Buon pomeriggio a tutti gli spettatori, buon pomeriggio a lei. Allora, grazie di essere qui perché in questi giorni stiamo parlando molto delle zone rosse, delle cosiddette zone rosse, dell'applicazione, un'ordinanza appunto voluta dal prefetto. A questo si è aggiunta un'ordinanza, anzi più ordinanze da parte del sindaco che introducono altre limitazioni, in particolare per quanto riguarda gli esercizi pubblici, i bar e le attività insomma, che vendono alimentari. Quindi facciamo un po' di chiarezza perché sono tante anche le domande da parte dei nostri telespettatori su questo tema. Allora, comandante, sono in vigore da qualche giorno, insomma, queste zone rosse qui per garantire la sicurezza e anche la sensazione di sicurezza all'interno della città, per ovviare ai problemi che ci sono stati di risse, di disordini, violenze, no? All'interno di alcune piazze calde, possiamo chiamarle così, della nostra città. Intanto le chiedo come sta andando questa applicazione delle ordinanze delle prefettizie? Beh, diciamo che l'ordinanza prefettizia ormai è in vigore da una decina di giorni, quelle del sindaco da una settimana più o meno. Diciamo che insomma, al momento sta andando tutto bene, soprattutto perché appunto non sono avvenuti fatti eclatanti che sono avvenuti nel anche recente passato, e quindi da questo punto di vista sicuramente la situazione è al momento positiva. Peraltro, come già c'erano i servizi, i presidi fissi delle varie forze di polizia in Piazza Goldoni, Barriera, Piazza Garibaldi, questi stanno proseguendo anche al di là di quello che è proprio la zona rossa. La delimitazione quindi di 3 zone rosse in città che fanno riferimento soprattutto a zone in cui appunto si sono verificati nel passato diversi episodi di risse, soprattutto tra giovani, giovanissimi, non soltanto insomma, stranieri, italiani, ci sono stati diversi episodi, quindi sono 3 le zone rosse. Vogliamo chiarire quali sono un pochino così per ricordare ai nostri telespettatori, ma anche che cosa comportano per le persone che passano all'interno di queste zone rosse? Certo, allora le 3 zone, una diciamo senza fare tutti i perimetri, diciamo parte da Piazza Perugino, comprende Piazza Garibaldi e via Raffineria, via Pascoli, per arrivare in Largo Barriera fino a Piazza Goldoni, ricomprendendo anche la Scala dei Giganti fino a via del Monte. La seconda parte da Piazza Oberdan e arriva fino a Piazza Libertà, prendendo una piccola fetta anche del Borgo Teresiano, quindi la via Geppa. La terza riguarda la zona di Piazza Verdi, ricomprendendo anche il Molo Audace, dove sapete nel passato, per lo più in altre stagioni magari dell'anno, però ci sono stati diversi episodi critici anche sul Molo Audace. La zona rossa, così è stata definita, deriva da una direttiva del Ministro dell'Interno inviata a tutti i prefetti di metà dicembre. Riguardava e partiva da alcune esperienze nei dintorni delle stazioni di Roma e di Milano, con situazioni sicuramente molto più degradate di quelle delle altre città italiane, ma il Ministro chiedeva a tutti i prefetti di fare una valutazione insieme alle altre forze dell'ordine e ai sindaci delle città interessate di istituire queste zone. L'ordinanza prefettizia che cosa comporta? Comporta che è di libero transito per tutti naturalmente, ma che se ci sono persone o che commettono fatti o hanno comunque atteggiamenti molesti, aggressivi o violenti, per cui risponderanno comunque per quello, anche se venisse fuori da questa zona rossa, ma se hanno determinati precedenti o segnalazioni per reati in materia di stupefacenti, di armi, di reati contro la persona o contro il patrimonio, in questo caso l'operatore di polizia che effettua questo intervento fa un immediato ordine di allontanamento, cioè ordina alla persona che non può più rientrare in questa zona
per questa ordinanza di Trieste fino al 31 marzo, solo in quella zona. Mettiamo che uno è ubriaco in Largo Barriera, ha atteggiamenti violenti verso le persone e quant'altro, viene fatto la sanzione per l'ubriachezza e l'ordine di allontanamento che riguarda però solo la zona Perugino-Barriera, non riguarda le altre due zone cittadine. La stessa direttiva del Ministro, perché evidentemente in alcuni casi di criticità derivano dall'abuso di sostanze alcoliche, invitava a valutare anche la chiusura, diciamo, anticipata di vendita e di somministrazione di alcolici. E in questo senso quindi attualmente ci sono 3 ordinanze sindacali che impongono la chiusura di pubblici esercizi, ma anche di laboratori artigiani, diciamo le pizze al taglio, i kebab e così via, ma anche ai distributori automatici dalle ore 24 fino alle 6 del mattino successivo. Inoltre vieta dalle 22 in poi anche di circolare con bottiglie di vetro, con qualsiasi sostanza all'interno, ma anche bevande alcoliche, diciamo, superiori alla birra, quindi dal vino in su, oltre i 6 gradi centigradi. Chiaro. Naturalmente le sanzioni sono diverse tra chi circola con le lattine di birra, con le bottiglie di birra e quelli che invece sono gli esercenti che non chiudono alle ore 24 di servizio. Questi quindi i provvedimenti, insomma, l'unione dei provvedimenti in vigore, lo diceva bene appunto il comandante, da una decina di giorni fa fino al 31 marzo, quindi una fase anche, se vogliamo, sperimentale. Probabilmente si testerà in corso d'opera l'efficacia, insomma, di tutti i provvedimenti, magari su qualcosa si potrà aggiustare il tiro o meno, insomma. Sì, sicuramente sì, sono provvedimenti che sono forzatamente temporanei, certo. che per quanto riguarda la direttiva ministeriale fanno anche riferimento all'entrata in vigore di un disegno di legge sicurezza che naturalmente appartiene al Parlamento e quindi sul quale non sappiamo cosa verrà. Nulla vieta naturalmente la valutazione, tra virgolette, in corso d'opera, insomma, per certo. Qualche particolare, qualche integrazione, qualche piccola modifica. Insomma, queste sono valutazioni che vengono fatte sia sull'ordinanza prefettizia sia su quelle che sono del sindaco. È chiaro, il coordinamento generale di tutta questa operazione parte dalla prefettura, certo. A coordinare le forze dell'ordine credo sia la questura, sì. Però tutte le forze dell'ordine presenti sul territorio partecipano in qualche modo a vario titolo e sicuramente la polizia locale è molto impegnata nell'applicazione proprio di questi provvedimenti. Sì, certamente noi siamo storicamente anche durante il giorno molto presenti tanto nelle aree pedonali quanto in queste aree, soprattutto per quanto riguarda l'area Barriera, Garibaldi, Perugino, lo siamo sempre con tutte le pattuglie. Oltre a ciò in questo momento c'è anche un presidio fisso in Largo Barriera che viene fatto un po' a rotazione, diciamo che tendenzialmente dalle 14:20 c'è la polizia locale, dalle 20 alle 01 c'è un altro organo di polizia a rotazione in questo momento, ma il presidio si può anche spostare e ciò non toglie che ci sono presidi comunque anche in altri posti, sempre un po' delicati, diciamo così, tanto è vero che lei citava la rissa di Largo Barriera, l'intervento dell'Arma dei Carabinieri è stato immediato perché c'era il presidio nella vicina Piazza Goldoni. Certo. E a questo si aggiungono sempre i dispositivi della questura, dei controlli cosiddetti alto impatto, sono sorti dopo i fatti di Caivano, dove partecipano tutte le forze di polizia 1 o 2 volte a settimana, quindi la scorsa settimana anche si potevano vedere controlli in contemporanea in Largo Barriera e Piazza Oberda. Chiarissimo, quindi questi controlli, ma la polizia locale è stata coinvolta fin dall'inizio proprio anche per la delimitazione un pochino, no? Per la ovvia conoscenza del territorio, anche per la delimitazione di queste cosiddette zone rosse che
lo dicevamo prima, forse in qualcuno hanno così fatto ripensare ad altre situazioni, perché si chiamavano zone rosse anche quelle del Covid. Abbiamo chiarito insomma che si tratta di tutt'altro, forse Sì. sarebbe stato meglio un altro nome per chiarire la differenza, però insomma è stato scelto forse perché l'impatto certo. è stato scelto a livello nazionale, quindi insomma è evidente che Sì. il prefetto di Trieste, tantomeno il sindaco, poteva cambiarle. Effettivamente zone rosse sono anche quelle durante le manifestazioni, non so, la visita del pontefice, c'è una piccola zona rossa dove chiaramente a parti limitati nessuno può entrare, in questo caso tutti possono circolare tranquillamente e liberamente. Se vai oltre determinati comportamenti e hai dei precedenti, hai questo ordine di allontanamento che è un qualcosa di abbastanza simile del cosiddetto DASPO urbano, però è più immediato, nel senso che il DASPO urbano lo fa sempre l'organo di polizia immediatamente, ma ha una validità di sole 48 ore e poi finisce l'obbligo. Se poi lo violi per 2 volte, allora c'è un provvedimento un po' più pesante. In questo caso invece l'ordine è immediato da parte dell'organo di polizia, ma riguarda solo chi ha precedenti segnalazioni in materia di determinati reati e all'interno di quella zona, diciamo, si comporta male. Ecco, è chiaro, commette reati oppure disturbo anche, semplicemente, no? Disturbo, la quiete, molestia, ha interessato persone ebbre che magari tirano calci cassonetti, eccetera, però chiaramente danneggiamenti o comunque diminuiscono la percezione di sicurezza da parte dei cittadini che hanno il diritto, insomma, di poter passeggiare senza vedere anche determinati episodi e comportamenti. E le chiedo ancora, appunto, in questi primi 10 giorni di applicazione avete già avuto qualche risultato? Ci può già parlare insomma dei risultati di questi controlli rafforzati, perché poi anche all'interno appunto delle zone rosse abbiamo detto c'è il presidio fisso, ci sono i controlli più puntuali, c'è una maggiore attenzione ancora, certo, no? Sicuramente sì. Allora, diciamo che sulla totalità naturalmente ogni forza di polizia fa il report a quest'ore, che quindi ha i dati completi. Diciamo che per quanto non sono a conoscenza io, per quanto ci riguarda abbiamo fatto un ordine di allontanamento a un giovane che aveva dei precedenti per reati contro il patrimonio, insomma il furto aggravato, e che aveva un comportamento minaccioso e quant'altro. Però credo siano circa una ventina di persone che sono state allontanate, che hanno ricevuto l'ordine di allontanamento, e centinaia e centinaia di persone identificate, controllate, verificate, insomma. Però il risultato migliore è ovviamente se non succede nulla, non solo in queste zone, ma anche in tutta la città, questo è abbastanza evidente. È chiaro. Nell'ambito proprio dei controlli che immagino svolgiate in particolare voi della polizia locale, invece per quanto riguarda i locali, le chiusure, le norme anti appunto ubriachezza molesta, il divieto appunto di circolare con le bottiglie, eccetera. Sì. Beh, allora, noi abbiamo 2 pattuglie durante il giorno, ovviamente ci sono tantissime pattuglie. Il problema ovviamente si pone un po' di meno, durante la sera fino alle 2 del mattino abbiamo 2 pattuglie, se non sono impegnate negli incidenti stradali, poi non so, qui un po' una piaga, persone che parcheggiano davanti a un passocarraio, fanno i controlli in queste zone. Tendenzialmente abbiamo visto un rispetto da parte sia dei cittadini a non circolare con l'alcol, sia degli esercenti, per cui in una settimana abbiamo accertato solo un esercizio che era ancora aperto a mezzanotte e mezza, quindi tendenzialmente viene rispettata da tutti, ecco, insomma. Bene, e per quanto riguarda la percezione, so che voi siete spesso insomma sempre sul territorio, la percezione da parte dei cittadini che magari vi fermano nelle consuete attività di pattugliamento anche a piedi, no? Nei rioni interessati da questo provvedimento.
L'impressione è quella che tendenzialmente sia vista con favore, dopodiché poi qualcuno dice ma perché non allargate di qua o non restringete un po' dall'altra parte, insomma questo fa parte delle opinioni personali che ovviamente ognuno ha diritto di avere, però tendenzialmente positiva da parte dei cittadini. Bene, grazie allora al comandante della Polizia Locale di Trieste, Walter Milocchi, torni presto a trovarci per raccontarci le altre attività della Polizia Locale. Grazie molto e buon lavoro. Grazie mille, buongiorno a tutti, buon pomeriggio a tutti. E noi ci fermiamo per un po' di pubblicità. Telespettatori di Tele4, buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Dunque, sabato 1 febbraio torna in funzione il tram di Opicina e per l'occasione Sveglia Trieste partirà alle 6:50 per seguire in diretta la prima corsa che partirà da Piazza Dalmazia verso Opicina alle ore 6:53. Però adesso se non parte all'1 ma parte... Il sindaco di Piazza un paio di giorni fa ancora non aveva ufficializzato la notizia. Ora attraverso un comunicato stampa vi è finalmente la certezza. Sabato 1 febbraio ritorna il tram di Opicina. La prima partenza della giornata è alle 6:53 da Piazza Dalmazia, da cui si muoveranno e dove arriveranno tutte le vetture. L'ultimo tratto di binario fino a Piazza Oberdan non sarà dunque percorso. La prima corsa da Opicina a Trieste partirà alle 7:43. L'ultima corsa della giornata arriverà a Opicina alle 20:18. Nelle prime settimane Trieste Trasporti riattiverà il servizio con una sola vettura. Nelle prossime settimane, con il completamento dell'installazione dei nuovi sistemi frenanti, anche le altre vetture progressivamente rientreranno in servizio. Per i primi giorni sono dunque previste 10 corse verso Opicina e 10 corse verso Trieste. Quindi, con il servizio a pieno regime, secondo il nuovo orario già disponibile, le corse giornaliere saranno 20 verso Trieste ed altrettante verso Opicina. Si chiude dunque un capitolo lunghissimo che ha comportato la sospensione del servizio a partire dal 16 agosto del 2016 in seguito ad un drammatico incidente. Da allora poco meno di 9 anni caratterizzati da richieste di adeguamento a bordo degli stessi tram lungo il tragitto e contrassegnati da una serie di polemiche. Il tutto si spera messo definitivamente in deposito a partire dalla prima mattina di dopodomani. Gli ospiti della puntata di Ring in onda a partire dalle 21:10 circa, Claudio Giacomelli di Fratelli d'Italia, Roberto Cosolini del PD, Massimo Moretuzzo del Patto per l'Autonomia e Antonio Caligaris della Lega. Riccardo Riccardi poi, assessore alla sanità della Regione, sarà protagonista di un'intervista, quindi il sondaggio Meloni indagata chi ha ragione, governo o opposizioni. Se ritenete che abbia ragione il governo il numero è 0422 16 26 691, se credete che abbiano ragione le opposizioni 0422 16 26 690. Il giovane motociclista coinvolto ieri nel terribile incidente in via del Coroneo non ce l'ha fatta. Luca Grieco, 26 anni, faceva l'agente immobiliare, aveva studiato economia ed aveva militato nei Giovani di Forza Italia. Luca Grieco non ce l'ha fatta. Il 26enne motociclista è morto all'ospedale di Cattinara dove era stato ricoverato in seguito al terribile incidente di ieri in via del Coroneo. Luca si trovava alla guida della sua moto quando si è schiantato contro un'auto che stava girando a sinistra in Foro Ulpiano. La moto è stata sbalzata per circa 7 metri e il ragazzo è finito sotto un'altra automobile. Rianimato sul posto, Luca è stato portato in codice rosso al pronto soccorso di Cattinara. Il quadro clinico era apparso sin da subito molto compromesso. Il giovane triestino che faceva l'agente immobiliare era conosciuto in città, aveva studiato economia all'università e in passato aveva anche militato nei Giovani di Forza Italia, ma negli ultimi anni aveva abbandonato l'attività politica per dedicarsi al lavoro. Il ricordo di Giacomo Manià che lo ha conosciuto. Io Luca l'ho conosciuto anni fa, praticamente era ancora un bambino quasi, e poi negli anni ci siamo un po' persi di vista e ultimamente ci vedevamo solo per delle pause caffè visto che aveva trovato lavoro un paio di
anni nell'ambito immobiliare vicino al mio ufficio, quindi ci vedevamo nelle pause caffè, scambiavamo qualche opinione così su quello che era stato il passato nell'ambito politico, ma anche poi in quello che stava facendo come ambito lavorativo. Era un ragazzo sicuramente pieno di vita, ambizioso, determinato, ed è difficile trovarne al giorno d'oggi. Sono rimasto anche sconvolto perché l'ho visto poco tempo fa per un caffè, proprio tra una pausa pranzo e l'altra, e si diceva appunto anche, insomma, mi dispiace soprattutto per la famiglia, perché credo che in questi momenti qua indescrivibili, io la pelle d'oca sinceramente, perché poi è successo ieri. L'hai visto sorridente e poi il giorno dopo, soprattutto per chi resta, quindi la famiglia, gli amici e la fidanzata, so che ce l'aveva, veramente sono senza parole ancora, sono senza parole. Ancora un furto in appartamento, questa volta in via Commerciale. I ladri hanno forzato la finestra del bagno, hanno messo l'alloggio a soqquadro e sono scappati con un bottino di circa 400 euro in contanti. Indagano i carabinieri. Momento delicato a Trieste sul fronte sicurezza, in particolare riguardo furti in esercizi commerciali e appartamenti privati. L'ultimo, notificato ai carabinieri, si riferisce alla giornata di ieri, mercoledì 29 gennaio. I militari dell'Arma sono intervenuti in un appartamento in via Commerciale su richiesta del proprietario, che nel rincasare ha trovato la casa a soqquadro. I ladri hanno forzato la finestra del bagno e si sono introdotti nell'alloggio rubando circa 300-400 euro in contanti e lasciando la casa in disordine. I carabinieri della stazione di Guardiella hanno svolto i rilievi, ma non hanno trovato tracce utili ai fini del repertamento. Questa modalità differisce in parte da altre già segnalate dai proprietari di appartamenti presi di mira dai ladri, che avevano puntato piuttosto alla porta d'ingresso, riuscendo ad aprirla attraverso un mezzo specifico, il cosiddetto grimaldello bulgaro. Questo strumento è già all'attenzione delle forze dell'ordine, che stanno svolgendo una campagna informativa, in particolare sui social network, per spiegare la dinamica e fornire suggerimenti utili del caso per evitare spiacevoli sorprese. Appartamenti ma anche esercizi commerciali. Negli ultimi giorni presi di mira tabacchini e bar, senza dimenticare la rapina ai danni della 78enne in via Foscolo. Un momento intenso per quanto riguarda questi fenomeni di criminalità che colpiscono a macchia di leopardo diverse zone della città. Tanto i carabinieri quanto la polizia di Stato hanno spesso dalla loro dei video delle telecamere di sorveglianza posti agli angoli della strada, ma anche quelle private, collocate all'esterno dei locali o quelle interne delle abitazioni private. L'assessore comunale alla sicurezza Caterina De Gavardo ha fatto oggi il punto sull'operatività e le nuove dotazioni del reparto motorizzato della Polizia Locale di Trieste. Basta con la vecchia concezione dei vigili urbani, la polizia locale è sempre più una forza di polizia che opera a 360 gradi, anche con il servizio notturno fino alle 2. Uno degli esempi più lampanti di questa operatività a presidio della sicurezza del cittadino è il reparto motorizzato composto da 52 effettivi con a disposizione 8 moto e 12 autoveicoli, fra cui figura anche la nuova Fiat Tipo dotata di cellula di sicurezza, un presidio sempre più fondamentale in caso di arresto di facinorosi, che si somma al tradizionale lavoro su incidenti stradali, controlli, emergenze su strada, indagini, oltre al supporto ai grandi eventi e all'attività di divulgazione. Sono il pronto intervento della polizia locale, quelli che si occupano di rilevare gli incidenti, ma anche delle eventuali indagini che servono successivamente agli incidenti stessi. Si occupano del controllo stradale, si occupano di tutto quello che concerne la viabilità e il traffico nella nostra città e inoltre sono quelli che vanno nelle scuole a parlare di educazione stradale. Questo è un tema molto importante a cui tengo tantissimo. È fondamentale che siano gli stessi operatori, quelli che vivono la strada, che vedono gli incidenti, a parlare con i nostri ragazzi, perché rendono evidentemente le lezioni particolarmente coinvolgenti. Sono 52 operatori altamente formati che ultimamente abbiamo anche affiancato al nucleo interventi speciali, quindi c'è un passaggio di informazioni, di competenze, di formazione tra questi due nuclei, perché questi operatori devono essere in grado di gestire tutto ciò che succede nella strada. Il commissario De Grassi ci aspetta dalla sala operativa della Polizia Locale per i consueti aggiornamenti per quanto riguarda traffico e viabilità. Buongiorno commissario. Sì, buongiorno Bosazzi, a lei e tutti i telespettatori. Ma iniziamo con il dire che fortunatamente oggi è stata una giornata un po' meno movimentata di ieri, comunque
c'è stato un investimento di 2 pedoni feriti fortunatamente lievemente verso le 9:50 in largo Pestalozzi. Questo ha creato un po' di rallentamenti in zona. Altri incidenti solo danni rilevati dalle nostre pattuglie, fortunatamente senza nessun esito a livello di lesioni. Per quanto riguarda il traffico, al momento è tranquillo, anche nella giornata nella norma stagionale, e abbiamo come notizie di chiusure o d'altro. La via del Pucino in direzione Santa Croce è stata chiusa per circa 2 ore dalle 8:45 per taglio di un grosso albero pericolante, c'erano i vigili del fuoco sul posto, adesso la strada è transitabile. Ricordo a tutti che in procinto della ripartenza del tram di Ofcina, ricordo a tutti di non occupare ovviamente la strada tramvaria nel tratto compreso tra Piazza Dalmazia e Piazza Casali. Probabilmente sabato ripartirà, c'è anche un divieto di sosta a Opicina di fronte alla gelateria per l'istituzione di un capolinea di bus sostitutivo. Eventualmente dovrebbero operare contemporaneamente sia tram che bus. Per quanto riguarda altre chiusure, nel pomeriggio dalle 14 alle 16 per potatura alberi dovrebbe essere chiusa la via Livia all'altezza del Civico 2, perciò attenzione a chi abita in zona. Ancora previste delle riprese televisive dalle 18 alle 18 circa in Piazza Goldoni. Ci saranno delle nostre pattuglie sia appunto in Piazza Goldoni che in Viale Cacciatori, questa mattina dalle 13 adesso fino alle 18, comunque questa ripresa. Niente, per il resto non abbiamo particolari interventi in atto. Io in questo punto vi restituirei la linea. Grazie commissario De Grassi, buona giornata e buon lavoro. Occupiamoci adesso di calcio. La Triestina ha acquistato il centrocampista moldavo Artur Ionita dal Lecco, squadra a cui l'Unione ha ceduto a titolo temporaneo Christopher Attis. Ionita, 34 anni, ha disputato l'ultimo match proprio contro i rossolabardati domenica scorsa. La Triestina centra un importante acquisto nel suo mercato di riparazione prendendo dal Lecco a titolo definitivo il centrocampista moldavo Artur Ionita, un acquisto che in realtà rappresenta quasi uno scambio, visto che sempre il club alabardato oggi ha ufficializzato la cessione a titolo temporaneo di Christopher Attis, che andrà a chiudere la stagione proprio al Lecco, che avrà l'opzione del diritto di riscatto. Ionita, classe 1990, si è legato all'Unione con un accordo fino al 30 giugno 2026. Cresciuto calcisticamente in patria allo Zimbru Chisinau, dopo un importante quadriennio alla Rau in Svizzera, è approdato in Italia, militando ininterrottamente in Serie A dalla stagione 2014-2015 e il campionato 2020-2021, totalizzando 221 presenze, 14 gol e 12 assist, tra campionato, Coppa Italia, con le maglie di Hellas Verona, Cagliari e Benevento. Con i campani ha giocato anche la stagione 2021-2022 in Serie B, con 41 presenze, 2 reti e un assist tra campionato, playoff e Coppa Italia. Lasciato il Benevento, Ionita si è trasferito, sempre in Serie B, prima al Pisa e poi al Modena, 26 gare, 1 gol e un assist, e l'anno scorso a Lecco, mettendo insieme 36 presenze, 4 reti ed altrettanti assist. Nella prima parte dell'attuale stagione è rimasto ancora in blu celeste, scendendo in campo in 15 occasioni, l'ultima delle quali domenica scorsa a Rocco proprio contro la Triestina, andando 2 volte a bersaglio e servendo un assist in questa prima parte di campionato. L'acquisto di Ionita va a riempire la casella lasciata libera da Vallocchia nella zona mediana del campo, potendo ricoprire sia il ruolo di centrocampista centrale con incarichi di regia che quello di interdittore, ma anche trequartista all'occorrenza. Nel match contro i rossolabardati il giocatore ha creato qualche grattacapo anche come esterno di centrocampo, ruolo di adattamento che ha interpretato in qualche occasione. Nel suo curriculum Ionita può vantare anche 75 presenze, 5 reti con la nazionale del proprio paese, oltre al premio di calciatore moldavo dell'anno, conseguito nel 2014 e nel 2019. Parliamo adesso di cinema d'essai, andiamo a Gorizia, dove c'è stata la presentazione di una serie di iniziative in tal senso.
Il prossimo autunno Gorizia e Nova Gorizia ospiteranno la 25esima Convention nazionale Incontri del Cinema d'Essè, questa volta targata Friuli Venezia Giulia e Go 2025. L'evento è uno tra i più importanti del calendario della Capitale Europea della Cultura, un appuntamento unico per l'industria e per i cinefili di tutta Italia, occasione di ritrovo nella filiera operativa del cinema, produttori, distributori, esercenti, autori, giornalisti e organizzatori di festival. Giuseppe Longo, presidente dell'Associazione Palazzo del Cinema, esprime il suo orgoglio nell'ospitare l'iniziativa. Siamo felicissimi che ospitiamo qua, io dico sempre in Friuli Venezia Giulia, a Gorizia, le giornate internazionali, gli incontri della FICE, che è un momento importantissimo sia per il cinema italiano, sia per il cinema europeo e sia per il cinema internazionale e per gli addetti ai lavori, ma ci saranno tantissime anteprime dove appunto il pubblico potrà anche vederle addirittura gratuitamente a Gorizia. Il trofeo consegnato cambierà forma adattandosi alla città ospitante in una rappresentazione del merletto goriziano. Mancano pochi giorni ma già si respira il profumo della capitale europea della cultura imminente e già con questa presentazione delle giornate della FICE, evento prestigiosissimo che quest'anno proprio in occasione della capitale europea della cultura si svolgerà a Gorizia e a Nuova Gorizia, entra nel vivo del programma, un programma culturale di alto livello, in questo caso davvero il cinema di d'Essè, il cinema ad alta qualità italiano vivrà qua delle giornate memorabili. Primo appuntamento ieri al Teatro Miela per la stagione concertistica 2025 della Chamber Music all'insegna di Brahms. 15 gli appuntamenti per il cartellone numero 30 che propone anche 3 eventi fuori abbonamento. Rimanda al titolo italiano di un film degli anni 60, Le piace Brahms, il claim della 30ª stagione di concerti promossa dalla Chamber Music. Cromatismi 4.0 si è aperto con la Philharmonische Camerata Berlin, 6 professionisti impegnati in un programma dedicato al compositore tardo romantico tedesco. Brahms è sicuramente uno dei più grandi compositori della sua epoca. Credo che non ci sia da dire di più, considerando le sinfonie, il concerto per violino, i concerti per pianoforte e tutta la musica da camera composta, è proprio un farro nella composizione sinfonica e cameristica. Gli appuntamenti della stagione in programma al Teatro Miela sono 15. Il cartellone estremamente vario propone perlomeno un'altra chiave di lettura, ovvero quello sguardo per certi versi obbligato da queste parti ai compositori dell'Est Europa. Ai recital in abbonamento si aggiungono 3 eventi speciali: una festa per il compleanno della fabbrica di pianoforti Steinway, il concerto del quartetto Euforie al Tartini e gli auguri di Natale con il coro da camera Vicra diretto da Petra Grassi alla sala Tergesta dell'Hotel Savoia. Sarebbe persino superfluo sottolineare il significato che per l'associazione riveste un compleanno rotondo così importante, soprattutto pensando alla scena triestina di metà degli anni 90. Allora Chamber Music vi si inserì, magari timidamente, per conquistare nel tempo un ruolo di estrema importanza attraverso una serie di iniziative di pregio, come dimostra il successo che arride alla manifestazione. Il secondo appuntamento è in programma il 12 febbraio. Il quartetto Adorno, con il pianista Roberto Prosseda, eseguirà, oltre che di Brahms, brani di César Franck. Ci fermiamo adesso per la pubblicità, rimanete con noi, abbiamo ancora altri servizi da farvi vedere, ci vediamo tra un po'. Entriamo in studio sabato 8 febbraio con tutta probabilità, anzi è certo ormai Trieste si mobiliterà per la crisi Flex e questa è l'intenzione dei sindacati emersa dopo un'assemblea dei lavoratori che ha fatto seguito al tavolo ministeriale tenutosi a Roma, nel corso del quale il passaggio dello stabilimento al fondo tedesco Faircap è stato dato per imminente.
Al termine di una più che partecipata assemblea dei lavoratori, il giorno dopo il tavolo ministeriale che di fatto ha registrato la volontà ferma da parte della proprietà di cedere Flex al fondo tedesco Faircap, che ha già posto l'accento sulla necessità di procedere con esuberi e chiudere il passaggio entro il 1° febbraio, i sindacati hanno stabilito di procedere con una mobilitazione della città. Siamo passati da un punto che una società, una multinazionale venda a un fondo che non sa neanche cosa compra. La Flex ha dato 20 milioni a sto fondo, non sappiamo questi 20 milioni cosa serviranno, per liquidare il personale, per vendere i 2 capannoni per restituirli. Vogliamo portare la gente in piazza, cercare un po' di replicare quella che è stata la grande mobilitazione che c'è stata per Varsila 2 anni fa, cercando di coinvolgere tutta la cittadinanza. Stiamo lavorando per questa manifestazione anche per individuare la data più opportuna prima del giorno 12, pensavamo a sabato 8 febbraio. La data, spiegano CGIL, CISL, UIL e USB, deve precedere per forza il prossimo appuntamento a Roma, fissato per il 12 febbraio. Si presenteranno a quel tavolo sia la Flex che il nuovo fondo e il governo, le organizzazioni sindacali. Con le appunto istituzioni abbiamo preteso che ci sia un'assunzione delle responsabilità da parte della Flex e la presentazione di un piano industriale da parte del fondo. Le richieste che il sindacato sottoporrà al governo in quell'occasione sono quelle attorno alle quali si innesta l'avvertenza. Venga mantenuto il saldo occupazionale e la vocazione industriale del sito, ed è per questo che noi il 12 abbiamo chiesto che sia presente al tavolo sia Faircap che Flex, perché Flex da un lato non si può togliere dalle responsabilità che ha, sia sociali che dal punto di vista occupazionale, e Faircap deve essere chiara, deve presentare un piano industriale e deve dichiarare quali sono le loro intenzioni e i loro impegni. Nel frattempo le nubi che rischiano di abbattersi sullo stabilimento riguardano soprattutto i lavoratori. 350 famiglie che lasciano quasi un lavoro per strada, famiglie monoreddito che hanno un mutuo, che hanno prestiti, che hanno debiti, e che è una provincia con una industria in crisi, che non troveranno il lavoro né domani né dopodomani. Un'area dei giardini pubblici di Corso Verdi a Gorizia è stata dedicata con una targa al giornalista Demetrio Volcic, ricordata la sua figura di professionista sempre impegnato nel dialogo tra culture diverse. Un lavoro, è stato detto dalle autorità, che ha reso possibile la capitale europea della cultura 2025. Anche tu. La capitale europea della cultura tra Gorizia e Nova Gorica forse non ci sarebbe senza il lavoro di Demetrio Volcic per avvicinare le due città. Una piccola folla di autorità e cittadini ha partecipato questa mattina alla cerimonia di scoprimento della targa dedicata al grande giornalista, voce per eccellenza dell'Europa dell'Est, corrispondente Rai da Mosca, senatore ed europarlamentare legatissimo a Gorizia. Noi vivevamo fra qui e Parigi, ma quando lui stava a Parigi diceva: beh sì, Parigi, ma io vado a Gorizia dove sto molto meglio, e proprio ha avuto un innamoramento di sta città. E la sensazione mia quando parlavo con lui di essere ascoltato, e quando Mitya ti ascoltava e annuiva, ti sentivi davvero al settimo cielo. Una cosa, la scelta di questo posto è proprio perché da qui Mitya, visto che certamente ci sta guardando dalle finestre di casa sua, da qui lui poteva guardare, perciò era un tratto di strada che lui faceva quotidianamente. Sono state le donne di Demetrio Mitya Volcic, moglie, figlia e nipotina, a scoprire la targa che gli dedica la parte rinnovata dei giardini pubblici di Corso Verdi. Sì, siamo molto felici anche nel comune di Nova Gorica per questa intitolazione, per questo grande intellettuale che è stato Demetrio Mitya Volcic, un precursore veramente di tutto quello che stiamo facendo adesso come capitale europea della cultura, e per tutto quello che ha fatto come giornalista. L'idea è nata presentando il libro su Demetrio Volcic, e durante queste presentazioni sia il pubblico che Paolo Possamai ed io abbiamo lanciato l'idea di un riconoscimento di Gorizia nei confronti di Demetrio Volcic, e questa idea, questa proposta ha trovato subito terreno fertile nel sindaco. Completato il piano della banda ultralarga in Friuli Venezia Giulia grazie alla collaborazione con Open Fiber, raggiunti 181 piccoli comuni del territorio. È la seconda regione che completiamo.
è stato un bel lavoro, anche realizzato bene con il supporto della Regione. Completato il piano banda ultralarga in Friuli Venezia Giulia. La copertura di fibra ottica ha raggiunto 181 piccoli comuni della regione. L'infrastruttura, che rimane proprietà dello Stato, è realizzata e gestita in concessione da Open Fiber, che si è aggiudicata i bandi pubblici indetti da Infratel. In applicazione del piano, in Friuli Venezia Giulia Open Fiber ha costruito oltre 3.000 km di fibra ottica. Abbiamo completato tutto il piano delle cosiddette aree bianche, ovvero le opere previste nei 181 comuni corrispondenti a più di 160.000 unità immobiliari per un investimento complessivo di 120 milioni di euro. Il servizio di connettività ha anche coperto oltre 800 sedi della pubblica amministrazione, tra scuole, ospedali, ambulatori, uffici comunali, biblioteche e stazioni di forze dell'ordine. Questa sinergia è dovuta ad una concretezza nel raggiungimento degli obiettivi e nel risolvere i 1000 imprevisti pratici che ci sono nel realizzare una rete capillare così estesa sul territorio. Abbiamo costruito 3.000 chilometri di infrastruttura solo in Friuli Venezia Giulia, nelle aree bianche. Comuni bianchi, coloro che prima non avevano la banda ultralarga, oggi possono usufruire di tutti i servizi internet all'avanguardia a gran velocità. Abbiamo fatto un investimento nelle aree bianche di 120 milioni di euro. Parallelamente Open Fiber ha coperto anche già 3 città delle cosiddette aree nere, ovvero quelle dove ci sono anche altri operatori, a Udine, a Gemona e a Pordenone, e stiamo procedendo a buona velocità anche nelle comuni dove stiamo coprendo il piano delle aree grigie, essendo anche qui la regione più avanti nel piano rispetto a tutta Italia, come certificato proprio oggi dal Sole 24 Ore. Inaugurata la nuova area reception del campus di Elettra Sincrotrone a Basovizza. Spesso si dice che sia sbagliato giudicare un libro dalla copertina, un detto che però viene disatteso quando oltre al primo colpo d'occhio anche il resto rispecchia le aspettative iniziali. È il caso della nuova reception inaugurata questa mattina al campus di Basovizza, nelle palazzine di Elettra Sincrotrone, spazio nuovo, rinnovato, modernizzato tanto all'esterno quanto all'interno e che offre un ingresso unico che rappresenta un primo e nobile biglietto da visita dell'intero centro, ma anche un luogo d'incontro per i dipendenti e di primo approccio per i visitatori. Il presidente e amministratore delegato di Elettra Sincrotrone, Alfonso Franciosi, ha sottolineato la collaborazione che li unisce ad Area Science Park su questo e altri progetti comuni. È un esempio importante di quello che la collaborazione tra Elettra e Area Science Park può produrre. Questa è una prima inaugurazione. Abbiamo anche realizzato insieme un nuovo cammino che è molto bello e che permette alle persone che sono qui nel campus di arrivare in sicurezza fino a Basovizza. Non l'abbiamo ancora inaugurata ufficialmente, ma invito tutti quanti ad andare a vedere questo nuovo cammino che è veramente molto declarativo. Abbiamo altri progetti congiunti e questo nuovo tipo di attiva collaborazione tra Area Science Park e Elettra ha un grande futuro per il miglioramento del comprensorio e anche per i cittadini di quest'area. A fare eco al presidente di Elettra e a rimarcare anche il senso di comunità che si rafforza con questa nuova apertura, il direttore generale di Area Science Park, Anna Sirica. Un significato molto importante, soprattutto la centralità, avere un punto dove visitatori e dipendenti comunque si incontrano. Questo perché? Perché vogliamo rendere i campus, non solo quello di Basovizza, più funzionale, migliorarne la sicurezza anche degli accessi sia per i dipendenti che per i visitatori e soprattutto rendere questo posto sostenibile e moderno. È tutto, vi ricordo 17.55 Trieste in diretta, 19.30 il telegiornale della sera e quindi intorno alle 21.10 l'appuntamento con Ring. Buon pomeriggio e più tardi.